bravo chi balla, è bravo chi balla. Di quel bravo chi balla è venuto fuori dappertutto. Addirittura mi chiamano: "Oh signor bravo chi balla." La gente. Allora, io ho iniziato a suonare proprio per gioco, che mi piaceva moltissimo, Ho iniziato con l'organetto a bocca all'età di 10 anni, 11, 12, e l'ho sempre fissato perché veniva a suonare questo Pipì dell'armonia, e io sempre guardando il mio sogno suonare, via. È venuta fuori una fisarmonica usata però ho detto a mio padre: "Me la compro la fisarmonica che è questa di seconda mano", eccetera, eccetera. Ma cosa fisarmonica? Ma fa su maniale di cosa conto, ecco, adesso a lavorare. E quindi niente. Se non che tutta la cliquette, eravamo una trentina di amichetti che andavamo a fare baldoriette in questa casa disabitata che abbiamo. Cominciamo a fare collette, chi 50, chi 100 lire, e siamo arrivati a 9.000 e passa di colletta. Questo volevano 15.000 lire, allora era una bomba. Se non che comunque mio padre niente, non voleva sentirne. Avevamo anche maiali, così io anche timidamente le ho detto: se li vendiamo tutti, me li dai il resto per comprare questa fisarmonica?" "Ma ah no, se li vendiamo tutti a Sudenza se dà." Fortuna qualche santo è venuto in giro di 2 ore li hanno venduti tutti. Quindi mi dai i soldi, prendo, vado in questa casa, metto i soldi sul tavolo senza aspettare neanche a contarli, prendo la fisarmonica e subito in questa casa disabitata. Si è sparsa la voce: "Ma io so comprare Susonette", tanto è nulla. E quindi di lì ho iniziato. I baldoni imparavano a ballare, io imparavo a suonare, tutto autodidatta sempre. Dopo, quando avevo circa 6 mesi, la fisarmonica, erano venuti da San Vero Milisi, il comitato di San Michele, la festa principale che hanno. Allora sono venuti a casa questi qui: cos'è? Suonare a San festa di Santo Michele." Ma io sto iniziando, sto imparando ancora. Senza più questa fisarmonica in spalle e senza in moto, un zigolo, in moto in 3. A San Vero. E sai che si riunisce il comitato e mi dicono: "Rimani a suonare tutta la festa, 5 giorni di festa." Boh, 5 giorni, quanto vuoi? E ho detto, mi davano 300 lire manovale, quindi 3 per 5 15, adesso sparo, 3.500 franco, sto lo padesse. Chi mi mila in zero bastia barri. Te ne mani, sul comitato. E così è andata la prima festa a San Veronese. Da militare, ecco, da militare ho avuto l'opportunità di trovare un altro commilitone, Carlino Magia. Dice che suona la fisarmonica, sa suonare la fisarmonica. Io ce l'avevo lì da militare, è venuto, ha detto: "Suona." "No, suona lui." "Ti metti a suonare questo." E ti ho leso si suonare. E allora subito l'ho chiesto: "È la mazurka di Miriavacca, che è il massimo per i filharmonicisti, no, il traguardo." Allora si alza bustina giusto. Paravam param pam para. Sì, una cosa, ma questo mi dà carrozzo forte, e quello è stato, proprio importante, e mi ha fatto un po' salire di livello dopo il militare, insomma, con le piazze, così. E così è andata sino a quasi 60 anni di piazze. Quella. Grazie alla fisarmonica ho avuto l'opportunità di girare metà mondo, diciamo, sono arrivato tutti i paesi, anche in Australia. Io quello che dico ai colleghi, lo dicevo specialmente, che non bisogna solo suonare, bisogna anche dire fesserie, qualche cazzata, non lo so. Però devi rendere il pubblico un po' allegro. Sei il fisarmonicista, deve quasi dare la spinta alla festa, diciamo, così funziona, ecco, un po'. Quindi la battutina, prime volte c'erano piazze che non ingranavano, non ballavano, eccetera, eccetera. E cosa facevo? A ballare senza ballare, tanto sono più neziumi. E quindi allora cominciava la mestizia. È stato spontaneo di vedere la gente che ballava, certi che erano bravi.
E quindi anche per incoraggiarli, bravo, bravo, bravo chi balla, bravo chi balla. Di quel bravo chi balla è venuto fuori dappertutto. Dentro mi chiamano: "Oh signor bravo chi balla". Sempre. La prima volta che sono andato a suonare a Cabra, San Salvatore, sono arrivato lì che ero già sulla strada per quasi per partire la corsa. Arrivo, mi sentivo un po' in colpa, cosa devo fare? Cosa devi fare? Allora, corri col noso. Il cavarese. Allora c'era il presidente, non anziano. E te ne macco se andavo senza il carrello, sanno curri da gusto, ma te sei macco se andavo 8 chilometri di corsa. E che i cavaresi se la ricordano sempre. Tra l'85 così, è venuto fuori questo famoso mini disc. Puoi incidere e con le basi sia per i matrimoni, sia per le piazze, suonavo dai bambini sino agli anziani, tutti i generi. E quello grazie al mini dischi anche. Allora, nel 2020 ho suonato l'ultimo carnevale a Seneghe e la domenica successiva è arrivato questo Covid che proprio hanno proibito feste e tutto l'insieme di cose. E quindi ho detto: "Cosa faccio?" Le piazze ormai, le feste non se ne facevano più. Ho detto: "Vabbè, basta così". Quasi 60 anni di suoni, quindi basta. Peso al chiodo, fisarmonica e basta così. Chi subentra anche dopo di me, le auguro di suonare quanto ho suonato io.